Quarta corsa, premio Caligola, corsa riservata a 3 anni, non vincitori di 12.000 euro in carriera, sono in 8 al via. 1 Bambi, Marco Stefani, 2 Brigidella, Tommaso Gambino, 3 Briscola Matley, Maurizio Visco, 4 Beetle Spritz, Andrea Farolfi, 5 Boyciak SM, Federico Esposito, 6 Bacco Baciò, Manuel Pistone. Seconda fila 7 Bruno Ska, Vincenzo Piscuoglio, 8 Barcelò, sì, Giuseppe Lombardo Junior. Rapporto di scuderia tra i numeri 3 e 7. Tutta rete la prima fila. Stacco della macchina, velocissimo dal largo Bacco Baciò che prova a convergere. Gli rientrano però sia Bambi che Brigidella. Rompe intanto Boyciak Numero SM. 5, Boyciak SM, squalificato. Quindi passa al comando Brigidella al paletto dei 200 metri davanti a Bambi, mentre Bacco Baciò trova posto terzo alla corda, anzi sta cercando di rientrargli Briscola Matley. Operazione, vediamo se riesce a Maurizio Visco. Intanto al comando c'è Brigidella con Tommaso Gambino, che arriva al paletto dei 400 in un veloce 28,4. Resta all'esterno Bacco Baciò perché serra sotto Briscola Matley. Poi vediamo lungo la corda Beetle Spritz a precedere Bruno Ska. Quindi sempre in vantaggio la figlia di Fromabou con Tommaso Gambino che arriva in 44 appena abbondante al paletto dei 600 metri, ha un paio di lunghezze di vantaggio su Bambi. Poi ancora Bacco Baciò al largo, Beetle Spritz che prova addirittura la terza ruota, terza lungo la corda e Briscola Matley a precedere il compagno di scuderia Bruno Ska. Intanto il primo giro va via in 59,2, 15,1 la frazione qui davanti alle tribune. Sempre in vantaggio Brigidella, ora però si è avvicinato Bambi che Marco Stefani sposta prontamente dalla corda, chilometri in 1,14,7, accenna al largo Bambi, insiste la figlia di Nadal Shiba e sembra già sul punto di poter passare a 450 metri dalla conclusione. Lungo la corda è richiesta Briscola Matley, poi all'esterno ancora Beetle Spritz, 15 la frazione delle scuderie con Bambi che prende il sopravvento ma arriva a grandi folate Beetle Spritz, l'errore intanto, forse un contatto con Brigidella, ma Beetle Spritz intanto avanza lunghe folate e passa al comando ai 200 conclusivi. Siamo in retta d'arrivo con in vantaggio il filo di Ken Worthington di Andrea Sarzetto che ha preso la meglio, Beetle Spritz che oggi viene a vincere decisamente bene davanti a una sorprendente Briscola Matley e al terzo il compagno di scuderia Bruno Ska a precedere Brigidella. 31,6, parziali un po' invertiti, 31,6 l'arrivo, 15,7, ma Beetle Spritz ha vinto molto bene perché ha spostato in terza ruota già al passaggio qui davanti alle tribune, poi è passato ai 300 finali. Beetle Spritz, Andrea Farolfi, Andrea Sarzetto, i colori della scuderia Valle Falconera, la vittoria per il filo di Ken Worthington.